Coppa delle Regioni 2019, con vero piacere che ai nostri microfoni abbiamo il segretario generale della Fitarco, Marcello Tolo, un ritorno a casa chiaramente, ospiti d'eccezione per una Coppa davvero di grandissimo livello. Qua probabilmente abbiamo e vedremo ancora le nuove promesse della Fitarco che tante soddisfazioni ci sta dando, Marcello. Ma assolutamente sì, non c'è dubbio. Innanzitutto buongiorno a tutti, non c'è dubbio che le nuove promesse della Fitarco escono da qui e auspichiamo che ne escano sempre di più. Veramente complimenti di cuore all'organizzazione, perfetta, ma soprattutto organizzare un evento così grande, così complesso, nel cuore della città, in una delle città più belle del mondo, è qualcosa di straordinario, è un valore aggiunto per la Fitarco, è un valore aggiunto per il nostro sport. Poi per quanto mi riguarda, insomma, come sempre è un rientro a casa straordinario, è un toccasana per il mio cuore. Cagliari poi in particolare è una città dove io ho lavorato per qualche anno, l'ho vissuta, l'ho conosciuta e come ho detto prima credo che sia una delle città più belle al mondo. Auspico come segretario generale della Fitarco a tutti gli amici del Comitato regionale sardo che hanno fatto un lavoro straordinario di organizzare sempre più eventi in Sardegna. Perché l'organizzazione, come dicevo prima, è perfetta, ma soprattutto perché venire in Sardegna è sempre una cosa meravigliosa per tutti, non solo per me. Quindi Sardegna che si mette davvero in luce alla ribalta di quello che è il panorama arcieristico nazionale, dopo Baras, dopo il Geovillage, Cagliari, insomma tutta un'isola che ha la vocazione proprio dell'arceria. Assolutamente sì, è un valore aggiunto, come dicevo prima, per il nostro sport, ma proprio per la vocazione dei sardi e la propensione che hanno nell'attività sportiva da sempre, è un valore aggiunto per lo sport italiano, permettetemi di dirlo. Fare sport in un posto così bello aiuta a farlo meglio, non c'è dubbio.